Esatto, Andrea Tami, il sindaco di Telio Veneto, grazie, agevoliamo il tutto. Grazie direttore, ben trovato naturalmente. Abbiamo invitato Andrea Tamai, il sindaco di Telio Veneto, un comune di confine, uno dei più piccoli della provincia di Venezia, però quando vi decidete di fare qualcosa lì a Telio Veneto spesso raggiungete l'obiettivo, anche nel comparto della scuola è stato così. Sì, infatti l'anno scorso noi abbiamo una scuola materna dell'infanzia che per il bacino di 8.000 abitanti aveva solamente 2 sezioni. Noi abbiamo pensato di richiedere alla direzione regionale 2 insegnanti in più per fare la terza sezione, questo ci è stato in qualche maniera negato, allora noi abbiamo pensato in qualche modo di finanziare come comune il pagamento dei 2 insegnanti. Questo ha comportato quest'anno un'iscrizione di, praticamente abbiamo riempito tutte le 3 sezioni, perché ricordo che la nostra scuola è l'unica scuola pubblica per i comuni di Telio e di Fossalta di Portogruaro e quindi questo comporta un bacino di 8.000 abitanti. Quest'anno abbiamo avuto 15 iscrizioni anche da parte del comune di Fossalta, di ragazzi e di bambini del comune di Fossalta di Portogruaro, e auspichiamo che la regione e la direzione regionale ci dia quei 2 insegnanti che pensiamo di avere diritto. Ecco, quindi in pratica il comune, penso sia un fatto accaduto pochissime volte anche in Italia, ha sovvenzionato questi 2 insegnanti affinché espletassero il loro compito, cioè affinché insegnassero ai bambini, altrimenti il destino di quei bambini sarebbe stato quello di emigrare, non so, a Portogruaro, a Cordovado, infatti nei comuni vicini, no? Infatti noi avevamo dei bambini che andavano a scuola a Cordovado, qualcuno a Morsano al Tagliamento, e finalmente li abbiamo riportati nel nostro comune. Devo ringraziare anche l'assessore regionale Donazzan perché ha dovuto fare di fatto un disegno di legge appunto per creare la possibilità di fare questa nuova esperienza. Bene, ringraziamo dunque Andrea Tamai, il sindaco di Telio Veneto, linea alla redazione centrale. Buonasera.